Alla Stella Azzurra si gioca la sesta giornata della Serie A della Lega Calcio a 8. Il Football 8 vuole rialzare la testa dopo le 3 sconfitte consecutive. Per farlo affronterà la Venere in bikini. In avanti il Football 8 con Bud che porta palla, subisce fallo. Il calcio di punizione a 2, De Angeli destro! E il vantaggio del Football 8. Gran punizione di De Angeli che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Fallo laterale per Eusepi che da dentro per Anello, l'1-2 il sinistro! Che gol di Anello! Il pareggio allora della Venere in bikini, nulla da fare per l'incolpevole Vladescu. Fallo laterale per il Football 8, è un cross, Fabrizio arriva di testa e dà ai suoi il nuovo vantaggio. Subito la risposta del Football 8 al pareggio della Venere in bikini. Gran colpo di testa di Fabrizio. Anomali. Porta palla Cardelli, il suo destro, palo. Adesso ci prova la Venere in bikini, bello 1-2 di Midulla, il suo destro e finisce lentamente all'angolino destro, coperto da Vladescu e non lascia scampo al portiere avversario. 2-2 allora. A centrocampo, buono il lavoro di Cardelli che lascia lì la palla a Bud, il suo destro, la deviazione, Opara, che risposta! Palla più Princigalli sulla sinistra, un numero di Princigalli messo giù da Fabrizio. Cartellino rosso allora per Fabrizio. Il Football 8 in inferiorità numerica. Nel primo tempo era ultimo. Calcio d'angolo per la Venere, il pallone per Natalucci, il destro. Che gol di Natalucci che porta i suoi per la prima volta in vantaggio. Adesso risente dell'inferiorità numerica il Football 8. Adesso il pallone controllato da Midulla che fa tutto da solo, punta alla difesa avversaria, prova il colpo sotto, la deviazione del portiere che però non impedisce al pallone di terminare in rete e allora è 4-2 per i Verdi. Bud controlla il pallone, fallo dal limite dell'area per il Football 8. Dal punto di battuta andrà lo stesso Bud, il suo destro potente che accorcia le distanze. 4-3, potentissima la conclusione di Bud, prova a crederci il Football 8. Pallone sulla sinistra per la Venere in bikini, è ancora Midulla che mette dentro, è tutto facile per Borci che non può sbagliare e segna il suo 7° gol in campionato, il capocannoniere dei Verdi. Porta palla Midulla, cede a Princigalli, il suo sinistro sul primo palo, batte Vladescu, 6-3 adesso per la Venere in bikini che sembra avere in pugno la partita. Pallone a centrocampo, ma fischia l'arbitro, dice che non c'è più tempo, vittoria per la Venere in bikini, 4ª sconfitta consecutiva invece per il Football 8. È stata una partita a grossa intensità. È stata una bellissima partita, è vero ho fatto 3-4 parate abbastanza decisive, però complimenti anche all'avversario che fino a quando non sono rimasti con un uomo in meno erano in partita. Noi giochiamo bene, siamo una bella squadra, purtroppo nelle ultime 2 partite siamo penalizzati. Non voglio diminuire i meriti della Venere in bikini perché è una grandissima squadra, ma noi ce la stavamo giocando, eravamo in vantaggio e queste cose in un campo così, con una squadra forte, ti penalizzano troppo. E vorrei dire un'ultima cosa, che non c'entra niente, ma vorrei fare una dedica a una persona che in questo momento è lontana ma che è nel mio cuore.